Euroregione News. Regione Friuli Venezia Giulia, riforma degli ambiti territoriali. Dopo aver sentito i sindaci del Medio Friuli avanzare una proposta concreta per la nuova riforma, ho chiesto al consigliere regionale Riccardo Riccardi se la regione è intenzionata ad ascoltare i suggerimenti. Io penso che la regione deve ascoltare, altrimenti viene fuori la barzelletta della Grande Udine, dove il sindaco di Udine vuole occuparsi dei comuni di cintura e i comuni di cintura non vogliono sentire parlare del sindaco di Udine. Quindi mi auguro che la giunta regionale questo percorso lo faccia, sia rispettoso delle opinioni che arrivano dai comuni, perché sono i comuni i protagonisti degli enti locali, non è la regione che dovrebbe essere protagonista. Quindi attendiamo quelle che sono le proposte. Io poi ho una mia convinzione personale. Io sono contro i grandi comuni perché i piccoli comuni ancora garantiscono che le comunità si parlino, nelle grandi città non ci si parla più. E sono anche dell'opinione che questa riforma è una riforma che deve assomigliare, se vuole arrivare ad un risultato, più al Giro d'Italia che alla Parigi-Roubaix. Ci vogliono delle tappe. Per pensare di fare tutto in un colpo solo, alla fine rischi di fare quello. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.